Da Padova, in zona Stanga, di fronte alla sede di Assindustria Centro, si alza la voce dei metalmeccanici in protesta. Il contratto nazionale della categoria è scaduto a fine 2019 e da allora attende ancora di essere rinnovato, con Federmeccanica che da ottobre ha troncato la trattativa con i sindacati pur di non concedere aumenti sul salario. I metalmeccanici, inoltre, tra le motivazioni della protesta, chiedono la difesa dell'occupazione e il rilancio dell'industria metalmeccanica, il miglioramento del welfare, più diritti e tutele, salute e sicurezza dei lavoratori, la stabilizzazione dell'occupazione precaria e l'introduzione della clausola sociale nei cambi appalti, la contrattazione dello smart working, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e il riconoscimento delle competenze professionali. I metalmeccanici, visti come elementi indispensabili alla ripartenza del paese, si sentono presi in giro e non ci stanno. Nel Padovano le proteste, oltre che in piazza, si sono svolte anche nelle aziende, con 4 o 8 ore di sciopero. Una protesta statica e nel rispetto delle norme anti-Covid, che ha fatto sentire la sua voce anche tramite i social, collegandosi con altre 10 piazze da nord a sud e con la manifestazione principale di Roma. Alta la partecipazione generale allo sciopero, che ha visto adesioni tra il 70 e il 100%. Sfishamar Channel News, Padova.